Buonasera. Accogliamo il messaggio dei Vescovi in occasione della Giornata per la Vita di quest'anno, prima i bambini, come un invito ad ascoltare i bambini, a guardare la vita dal loro punto di vista, al loro diritto a nascere e ad essere felici. Un invito a non avere paura, come ha esortato Papa Leone, di accogliere e difendere ogni bambino concepito. Il mondo, ha affermato ancora il Papa, ha bisogno di ascoltare la voce delle bambine e dei bambini. Il loro grido di pace è quanto mai necessario in quest'epoca segnata da guerre e conflitti. Le bambine e i bambini rappresentano il futuro che tutti sogniamo. La giornata per la vita e questo momento di preghiera possano essere un'occasione per rinnovare il proposito di lasciarci continuamente ispirare dai più piccoli, come ci dicono i vescovi, per coltivare il senso di un autentico primato dei diritti dei bambini sugli interessi e sulle ideologie degli adulti. Un'occasione per rinnovare l'impegno a proteggere la vita, soprattutto quando è fragile e bisognosa di attenzioni e di cure, e a difendere i bambini e con loro il domani. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore è amante della vita, che ci chiama a diventare annunciatori della sacralità della vita, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, nella preghiera di questa sera chiediamo a Dio di disporci all'ascolto della sua parola, per lasciarci riempire della gioia del Vangelo. Invochiamo ora il dono dello Spirito Santo, affinché ci renda capaci di difendere e promuovere la vita.
L'accoglienza gentile e affettuosa di Gesù verso i piccoli sorprende i suoi contemporanei, abituati a considerare assai poco i bambini. Nella Scrittura, il rapporto di Dio con il suo popolo è spesso paragonato a quello di una madre amorevole e di un padre premuroso verso i propri bimbi. Il loro atteggiamento, infatti, riflette il primato dell'amore di Dio, che prende sempre l'iniziativa, perché i figli sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo. Lasciarsi amare e servire con semplicità. Riconoscersi dipendenti senza imbarazzo. Attribuire primaria importanza alle leggi del cuore. Desiderare il bene. Sono alcune delle lezioni che i bambini danno agli adulti e che Gesù presenta come condizioni per accogliere la novità del Vangelo. In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Essi, dunque, non vanno mai disprezzati, scartati, subordinati, perché proprio di loro il Creatore ha particolare cura. Questa visione evangelica dell'infanzia ha portato l'umanità intera a una considerazione più rispettosa degli inizi della vita e un maggiore interesse del minore. In qualsiasi situazione, i bambini sono quelli che vanno prima di tutto accolti e protetti, insieme alla loro famiglia, in modo che possano crescere quanto più liberi e felici. Anche perché, non di rado, gli esiti di un'infanzia problematica sono alla radice di molti comportamenti negativi in età adulta. Le vite dei bambini vengono molto spesso messe al servizio degli interessi dei grandi. Pensiamo ai tanti, troppi, bambini vittime collaterali delle guerre degli adulti, ai bambini soldato, ai bambini fabbricati in laboratorio. Pensiamo ai bambini cui viene sottratto il fondamentale diritto di nascere, ai bambini implicati nei casi di separazione e divorzio, a volte usati come strumenti di rivalsa sull'ex coniuge. Pensiamo ai bambini fatti oggetto di attenzioni sessuali o alle bambine date precocemente in sposa, ai bambini lavoratori, ai bambini rapiti, ai bambini coinvolti nelle violenze domestiche. Pensiamo ai bambini che i trafficanti di vite strappano per vile interesse alle proprie famiglie, ai bambini costretti a migrazioni faticose e pericolose, ai bambini indottrinati da un'educazione ideologica, ai bambini maltrattati o abbandonati. L'interesse che prevale è quello dell'adulto, del più forte, del più ricco, del più istruito, che può decidere anche della vita altrui e che è anche capace di mascherare il proprio egoismo dietro a parole politicamente corrette e falsamente altruiste. Ascolteremo adesso la canzone Piccola Anima, un messaggio di speranza e incoraggiamento a credere in se stessi e nella felicità. I bambini, con le loro piccole anime, sono vulnerabili,
hanno una fragilità interiore e una difficoltà ad aprirsi agli altri se sono stati feriti. È importante esserci, accompagnarli e proteggerli. Che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno qui per te, se guardi bene ce l'hai di fronte, fugge anche lui per non dover scappare. Se guardi bene ti sto di fronte, se parli piano ti sento forte. Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno dove perché hai perso le parole. Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Ma se tu vai via, porti i miei sogni con te. Piccola anima, Non sei per niente piccola. La pace, la libertà, la democrazia, la solidarietà non possono che iniziare dai più piccoli. Se la società smarrisce il senso della generatività, servendosi dei figli invece di servirli e donare loro la vita, regrediscono anche le relazioni tra gli adulti, persone e comunità, dando spazio alla ricerca egoistica e violenta dei propri interessi.
avvertiamo la necessità di una maggiore attenzione ai piccoli, anche nella nostra società italiana, in cui l'imperante cultura individualistica pregiudica progressivamente la capacità degli adulti di mettersi al servizio dei piccoli. Può succedere che facciano rumore, chiedano incessanti attenzioni, condizionino la libertà dei grandi, ma l'accoglienza dei loro limiti è paradigma dell'accoglienza dell'altro. Se questo manca, svanisce ogni prospettiva di collettività solidale per dare spazio a una conflittualità incessante e distruttiva. Quando i bambini non sono amati, con loro vengono scartati anche gli elementi più deboli della comunità, cioè potenzialmente tutti, nel momento in cui si manifestino anche nei soggetti forti, fragilità o debolezze. La canzone A modo tuo che ascolteremo parla del rapporto genitore-figlio. Sarà difficile lasciare che il figlio segua il proprio percorso, imparando anche dalle cadute. Sarà difficile fargli affrontare il mondo a modo suo, quando le scelte sono lontane dalle aspettative dei genitori. Sarà difficile diventare grande prima che lo diventi anche tu che farai tutte quelle domande. Io fingerò di saperne di più, sarà difficile, ma sarà come deve essere.
Anche le comunità cristiane devono crescere nella cura dei bambini, divenendo casa accogliente per loro nelle diverse occasioni di vita comunitaria. L'educazione alla fede deve adattarsi a ciascun figlio, perché gli strumenti già imparati a volte non funzionano. I bambini hanno bisogno di simboli, di gesti, di racconti. L'esperienza spirituale non si impone, ma si propone. Alle prime parole che un bambino si sente rivolgere dalla Chiesa nel giorno del battesimo, la nostra comunità ti accoglie, deve seguire una reale dedizione che va incontro alle loro esigenze e a quelle delle loro famiglie. Ci sono nella società e nella Chiesa moltissime persone e istituzioni che operano attivamente per custodire i bambini, attraverso azioni di tutela e accoglienza, di protezione, nell'educazione e nella risposta ai tanti bisogni delle famiglie numerose, nel sostegno alla genitorialità. A costoro devono andare la riconoscenza e il sostegno di tutti, perché il loro servizio, spesso gratuito, rende migliore il nostro mondo per tutti, non solo per i più piccoli. Si deve attuare una vera conversione nel duplice senso di ritorno e di cambiamento. Ritorno a una cultura che riscopra il valore della generatività, del desiderio di trasmettere la vita e di servirla con gioia. Cambiamento come abbandono delle cattive inclinazioni di una società in cui gli adulti sono troppo occupati da loro stessi per fare davvero spazio ai bambini. La giornata per la vita sia l'occasione per un serio esame di coscienza, basato sul punto di vista dei piccoli, nelle questioni che li riguardano, dal nascere al crescere, all'essere felici, e sostenuto dalla voce sincera dei bambini, cui chiedere, una volta tanto, come vorrebbero che andassero le cose. Ascolteremo ora una testimonianza di Don Fabio Montese, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, che ci aiuterà in una riflessione sul tema della trasmissione della fede ai bambini. Buonasera a tutti. Vorrei iniziare citando una frase che Papa Leone ha pronunciato poche settimane fa mentre si accingeva a battezzare dei neonati in Cappella Sistina. Rivolgendosi ai genitori, il Santo Padre ha detto: «I figli che ora tenete in braccio sono trasformati in creature nuove. Come da voi genitori hanno ricevuto la vita, così ora ricevono il senso per viverla, la fede. Quando sappiamo che un bene è essenziale, subito lo cerchiamo per coloro che amiamo. Se il cibo e il vestito sono necessari per vivere, la fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza». Queste parole rendono ragione del perché, se amiamo la vita e intendiamo promuoverla, desideriamo dare ai nostri figli anche il senso per cui vale la pena viverla. Molto spesso, infatti, e non solo nell'età turbolenta degli adolescenti, quando tutto e tutti sono messi in discussione, i ragazzi ci chiedono ragione del perché valga la pena vivere. Forse
non lo fanno con un interrogativo così esplicito e quasi filosofico, ma ce lo chiedono in modo indiretto, spesso con il loro comportamento irrequieto o con il loro disagio relazionale, o al contrario magari con un atteggiamento sereno, desideroso di imparare la vita, di succhiare da essa tutto ciò che di bello è presente nel mondo e quasi indagando il motivo per cui tutto è così bello e avvincente. I ragazzi sembrano chiedere: vale la pena vivere? La vita ha un senso, una direzione, uno scopo. Chi ha fatto tutta questa macchina così meravigliosa? Come ufficio catechistico della diocesi cerchiamo di aiutare soprattutto chi si occupa della trasmissione della fede, catechisti, accompagnatori al battesimo, famiglie, parrocchie, a elaborare una risposta a queste domande, proponendo riflessioni o attività che contribuiscano a dire: sì, caro ragazzo, la vita vale la pena di essere vissuta e il senso di essa porta scritto nel suo DNA il nome di Gesù, amante della vita piena. Sono consapevole che questa è un'impresa grande, sproporzionata rispetto alle nostre forze. Se ne rendono conto le catechiste che spesso ascoltiamo nei loro sfoghi o nella loro ricerca di consigli e ogni tanto telefonano o mandano dei messaggi in ufficio dicendo: Don, ma come faccio a far capire ai miei bambini del catechismo questa cosa? Come fare a coinvolgere le famiglie che sembrano sempre più refrattarie e lontane dal messaggio del Vangelo o alle nostre proposte? O a volte qualcuno si interroga chiedendo che ci sia qualcosa da aggiustare nel nostro modo di fare catechesi e di proporre Gesù? A queste e molte altre domande più specifiche possiamo solo balbettare delle risposte e farlo non in modo da chiudere il cerchio, ma piuttosto tenendo aperta la riflessione e la ricerca. Perché un catechista è, per la stessa definizione del nome, una persona che fa eco alla parola, come un buon conduttore di un messaggio che ha ricevuto e che desidera trasmettere con tutte le sue forze. E il conduttore funziona se si lascia ancora attraversare, lui stesso per primo, dalla parola di Dio. Una parola che accarezza, o colpisce, o ferisce, o consola. Tutte cose possibili se si resta aperti ad essa. La missione che sentiamo più grande per il nostro ufficio è non soltanto offrire ai catechisti delle piste da percorrere nel loro prezioso servizio, ma soprattutto stimolare la loro stessa fede, per renderli consapevoli che questa non si trasmette come se fosse un plico di fotocopie già studiate e semplicemente da passare di mano in mano, magari con qualche aggiustamento di traduzione o qualche aggiunta digitale, ma piuttosto la fede si trasmette come un potenziale di vita che il Vangelo racchiude e ancora può sprigionare tante energie nelle persone che incontriamo. Quindi missione sproporzionata, sì, ma dai risvolti sorprendenti, perché si coglie subito che c'è all'opera lo Spirito Santo, molto prima di noi, molto meglio di noi, che vede molto più in là di noi. C'è un romanzo che è sopra la mia scrivania in canonica da tanto tempo, di cui ho letto finora soltanto qualche pagina o qualche brandello qua e là, ma sento che è tempo di riprenderlo per mano. Questo romanzo si intitola Gilead, della scrittrice americana Marilynne Robinson, ed è, più che una narrazione, una lunga lettera che un padre, pastore protestante ammalato,
e che sa di avere i giorni contati, scrive al proprio figlio, che ha solo 7 anni e che purtroppo non vedrà crescere. Una lunga lettera che quel figlio leggerà soltanto da adulto, forse. Righe nelle quali il papà consegna al figlio il senso della vita che egli ha scoperto, forse ancora parziale e oscuro, eppure così luminoso in certi angoli dove la figura di Dio si staglia in modo netto, come una presenza, come un conforto. Pagine dove questo papà ammalato racconta di come ha imparato a stupirsi delle cose minuscole, dentro alle quali vede brulicare la vita. In una di queste pagine scrive a suo figlio: «Sei la benedizione della nostra casa da meno di 7 anni, anni alquanto magri per giunta, gli ultimi della mia vita. Non mi è stato possibile trovare il modo di cambiare la situazione per provvedere a voi due. Tuttavia ci penso e prego. È un pensiero che occupa molto la mia mente, voglio che tu lo sappia. È una primavera magnifica e oggi è un'altra magnifica giornata». E se trasmettere la fede fosse questo, riconoscere che i ragazzi che ci sono affidati sono la vera benedizione delle nostre case, e testimoniare loro che oggi, ogni giorno, è una primavera, è un racconto di gioia pasquale. Non sappiamo esattamente come provvedere alla loro crescita spirituale, però, come diceva il libro, ci penso e prego. Sì, ci pensiamo e preghiamo insieme. È un pensiero che occupa mente e cuore. Forse trasmettere la fede è questo: raccontare com'è andata la nostra personale vicenda con il Signore Gesù, tra gli alti e i bassi della vita, tratteggiare il volto di Lui che abbiamo scoperto, magari a suon di batoste che la vita ci ha inferto, ma dentro le quali abbiamo intravisto una possibilità di salvezza. Raccontare quello che la Chiesa dice di Gesù e fare spazio perché anche chi ci ascolta possa accomodarsi in essa, trovare il suo posto e ascoltare con pazienza il vissuto della comunità per poi dirsi fiero di farne parte. Allora, per i catechisti non si tratta di scrivere lunghe lettere, ma forse soltanto di lanciare dei tweet, porre dei gesti, accendere un lumicino per far sì che qualcuno un giorno raccolga, ricordi, interpreti tutto questo e possa dire: ho ricevuto, ora ho voglia di approfondire, di riappropriarmi. E poco importa se tra questi due momenti, quello in cui si semina ai fanciulli e quello in cui i fanciulli sono ormai diventati uomini e donne grandi, passeranno diversi anni. Sotto la cenere del tempo che passa possono covare parole e gesti che non si dimenticano. Forse è capitato così per ciascuno di noi. Allora credo che battersi perché la vita sia rispettata dall'inizio alla fine è un dovere etico che non possiamo tralasciare, ma senza dimenticarci di tutto ciò che sta in mezzo tra l'inizio e la fine, cioè la vita di ogni giorno, quella che si dipana giorno dopo giorno, e ogni giorno per noi cristiani è accompagnato da una promessa singolare. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla consumazione del mondo. Che vita sia, dunque, perché anche oggi, come ci testimoniano le migliaia di primule vendute alle porte delle nostre chiese in questa domenica, anche oggi è l'inizio di un'altra magnifica primavera.
Dal Vangelo di Luca. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato alcuni passaggi del messaggio dei vescovi italiani per la giornata per la vita. Li abbiamo visti interpretati con parole, gesti, danza, musica dal gruppo Ali Estese. Abbiamo sentito una testimonianza sull'impegno e la bellezza del trasmettere il dono che abbiamo ricevuto, il dono della fede. E il racconto evangelico ha fatto risuonare lo stupore dei genitori di fronte al loro bambino. Maria e Giuseppe, al vederlo, restarono stupiti. Stupore che è insieme meraviglia, preoccupazione, forse anche perplessità. È in ogni caso uno stupore che non blocca i genitori, ma li orienta ad accompagnare quel bambino con il rispetto che si dovrebbe avere di fronte ad ogni essere umano che viene in questo mondo e che compie a modo suo la strada sulla quale è chiamato. Questo è il passo decisivo, rispettare la vita altrui, che significa anche non accettare come normale, come inevitabile il disprezzo per la vita altrui, in particolare il disprezzo per chi non può difendersi da solo. Una notizia ha occupato e sta occupando un certo spazio nelle cronache di questi giorni. Un bambino di 11 anni ha dovuto percorrere a piedi 6 chilometri al freddo e al gelo, di sera, da Vodo a Pieve di Cadore, perché il suo biglietto dell'autobus non bastava, secondo l'autista, per pagare la corsa. È una mancanza di attenzione, una mancanza di rispetto
che non può non farci pensare a quante altre gravissime mancanze di rispetto e di attenzione segnano la vita di milioni di bambini e di esseri umani indifesi. Per questo è urgente accogliere il messaggio di questa giornata per la vita, prima i bambini, sapendo che si tratta di un prima che non esclude, come se ci si potesse accontentare di rispettare una categoria di persone tralasciando i bambini e le altre. Prima i bambini, ma gli altri vadano per conto loro. Dire prima i bambini può essere invece un modo per renderci attenti a una condizione che ci accomuna tutti, perché tutti, se ci pensiamo, anche i più anziani tra noi, sono stati bambini e tutti portano in sé la dignità che è propria del bambino che sono stati e che sono in certo modo. Il rispetto dovuto a un bambino non viene meno con il trascorrere degli anni. Pensiamoci come bambini e guardiamo anche a chi ci sta intorno come al bambino che è stato e che continua ad essere. In particolare quando chi ci sta intorno non c'è tanto simpatico, ha dei tratti che ci danno fastidio. Ecco, pensiamo al bambino che è stato e che in qualche modo è ancora. Questo ci aiuterà, si spera, a rispettare ogni persona per quello che è grande, piccola, forte, debole, in quella dignità che non viene mai meno, una dignità infinita. Il messaggio dei Vescovi inizia citando il Vangelo di Matteo. Guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli in cielo vedono continuamente la faccia del Padre mio. Ora in processione ci avviciniamo all'altare, dove il Vescovo ci consegnerà un segnalibro con l'immagine e la preghiera dell'angelo custode. Siamo invitati a donarlo a qualche bambino che conosciamo, spiegando come ciascuno di noi è protetto e custodito dal suo angelo mandato da Dio.
adorando colui che è la vita, rivolgendo a Lui il cuore, la mente, le intenzioni. Preghiamo con le parole che Egli stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo, Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prego
Buonasera a tutti. Volevamo concludere questa serata con un piccolissimo pensiero e dei veloci ringraziamenti. Papa Leone, nell'Angelus di domenica scorsa, ha salutato i giovani di Azione Cattolica con queste parole. Cari bambini e ragazzi, vi ringrazio perché aiutate noi adulti a guardare il mondo da un'altra prospettiva, quella della collaborazione tra persone e popoli diversi. Grazie. Siate operatori di pace a casa, a scuola, nello sport, dappertutto. Non siate mai violenti, né con le parole, né con i gesti. Mai. Il male si vince solo con il bene. Ecco che, prendendo spunto dalle parole del Pontefice, vogliamo chiedere ancora una volta al Signore di aiutare noi adulti a guardare il mondo dalla prospettiva dell'amore, di non cadere nel tranello del compromesso pur di raggiungere un'effimera felicità, ma di riconoscere con cristiana consapevolezza che è Lui la via, la verità e la vita. Permetteteci ora alcuni ringraziamenti. Il primo al nostro Vescovo Riccardo per la sua presenza e vicinanza, alla comunità dei frati della Basilica di Motta di Livenza per la calorosa accoglienza, al gruppo Ali Estese e la corale di Campo di Pietra, ma anche se so che ci sono degli elementi che non sono di Campo di Pietra, quindi io ringrazio tutti voi, insomma, che ci avete allietati questa serata e credo che ci stia anche un bel applauso per quello che hanno fatto. Grazie alla Casa Mater Dei, al Centro Aiuto per la Vita e al Movimento per la Vita di Vittorio Veneto per il loro costante e prezioso servizio in difesa della vita. Alla Tenda TV e l'Azione per il prezioso servizio di informazione. Il vostro è spesso un lavoro dietro le quinte, ma essenziale per le nostre comunità. A Don Fabio Mantese per i bellissimi spunti di riflessione che ci ha regalato questa sera sulla trasmissione della fede ai bambini. E permetteteci anche un particolare grazie a Don Roberto Bisker, che con gentilezza e grande disponibilità da anni guida e sostiene il nostro cammino in Commissione Famiglia Diocesana. Infine, ma non per ultimi, le famiglie che compongono la Commissione Famiglia Diocesana. Un abbraccio ad ognuna di voi. Grazie perché con gratuità rendete possibile questo intenso momento di preghiera e di comunione. Vi ricordiamo infine che questo weekend, in occasione della 48esima Giornata Nazionale per la Vita e dell'iniziativa Un Fiore per la Vita, nelle nostre parrocchie e anche qui stasera al termine della veglia, troverete le consuete primule. Vi ringraziamo fin d'ora per le offerte che vorrete lasciare, siate generosi. Il ricavato andrà in parte alla Casa Mater Dei e in parte al Centro e Movimento per la Vita di Vittorio Veneto, in difesa della vita e per sostenere le famiglie in difficoltà. Grazie e un sereno ritorno alle vostre vite a tutti voi che avete partecipato a questa veglia. Amate e cambiate il mondo, il male si vince solo con il bene. Mi unisco al grazie, augurando una buona serata e un buon cammino, sempre con attenzione alla vita che il Signore dona e che affida a ciascuno di noi. Accendi il buio
al mondo.